La giornata di oggi ha segnato un altro tassello importante nella cultura della memoria. 10 febbraio, grazie alla legge approvata nel 2004, è ormai considerato a tutti gli effetti il giorno del ricordo, quel giorno nel quale noi ricordiamo il dramma degli oltre 20.000 infoibati, nonché dei 350.000 che hanno sofferto il cosiddetto esodo giuliano-dalmata, abbandonando case, affetti, lavoro, qualsiasi forma di avere anche spirituale, in seguito all'azione criminosa delle bande partigiane al soldo del maresciallo Tito. La giornata di oggi, l'auspicio della giornata di oggi è che possa essere definitivamente superata ogni forma di odio etnico e che si possa costruire un'Europa di pace nel rispetto delle specificità nazionali e sul principio di quella sovranità in base alla quale una popolazione che è stata foriera di civiltà, che è stata foriera di tutta una serie di eventi attinenti alla cultura, la tecnica, la pittura, possa continuare a vivere in quel territorio che è stato cesellato secolo dopo secolo dai suoi avi. Auguriamoci che ogni anno il 10 febbraio rimanga la memoria del giorno del ricordo a monito e, come diremmo così, sprone a non ripetere gli orrori del passato per costruire un futuro capace di conciliare identità e tolleranza.